Tutti buonasera dall'Ippodromo Savio di Cesena, convegno di corse di venerdì 2 agosto. Si comincia con un confronto sul doppio chilometro riservato a cavalli di 4 anni, sono 5 al via dopo il ritiro di Zeus Baldo. Questo è lo schieramento: 1 0 Gravity, 2 007 VL, 3 Zanna Jet, 4 Zaidan Best, 6 Solid Model. Favori netti per 007 VL, numero 2 Enrico Bellei in sediolo, macchina che sta staccando. Partiti con la velocità iniziale di Zanna Jet che sopravanza gli avversari, in seconda posizione va 0 Gravity, poi 007 VL che parcheggia in terza posizione e rimane a alcune lunghezze di distacco dai primi. Tanto Zanna Jet completa i primi 200 in 15 e guida davanti alle tribune nei confronti di 0 Gravity, poi 007 VL che concede ancora una ventina di metri alla testa. In quarta posizione Zaidan Best a precedere Solid Model. Questo è il quintetto. Dopo 400 metri in 39, sempre condotto da Zanna Jet, 0 Gravity in scia, 007 VL che ancora rimane un po' discosto, seguito nell'azione da Zaidan Best e Solid Model, i 600 in 47,4. Zanna Jet in vantaggio, in seconda posizione 0 Gravity, poi 007 VL dalla coda cerca di muovere Solid Model, probabilmente per stanare 007 VL. Diamo le mosse al paletto degli 800 di 007 VL che avvicina i primi e anticipa la risalita di Solid Model, lasciando la corda soltanto a metà piegata per portarsi su 0 Gravity. Intanto il chilometro completato nell'ordine dell'1:19,8. Siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, in vantaggio c'è Zanna Jet, alternativa principale a 007 VL che ora arriva al sediolo del battistrada. Un parziale ora in 14,4 davanti alle tribune. Continua a condurre la femmina di Paolo Romanelli. All'esterno si impegna 007 VL, alla corda c'è 0 Gravity, poi Solid Model, 600 alla conclusione, Zaidan Best lungo la corda. Cavalli a 500 dal palo con Zanna Jet ora in piena accelerazione, 007 VL si impegna al suo esterno, siamo ormai al paletto dei 400 finali, 0 Gravity a contatto, poi Solid Model, Zaidan Best ha lasciato la presa, invece rimane più discosto. Ultima curva affrontata dopo un parziale in 13,7, Zanna Jet entra in vantaggio addirittura d'arrivo, si trascina 0 Gravity mentre 007 VL per il momento non dà consistenza alla propria azione, appare un po' in difficoltà ai 100 finali con Zanna Jet che allunga, scatta bene anche Solid Model a centropista, finale con Zanna Jet che si difende da Solid Model che è buon secondo davanti a 0 Gravity. 29,5 ancora a chiudere, 1,15,9 sul doppio chilometro, ma un 28,2 di penultimo quarto. La vittoria meritata per Zanna Jet, Paolo Romanelli, quota di 4,31 al totalizzatore. Andiamo a rivedere le fasi finali, finisce molto bene Solid Model che segue 007 VL all'esterno e nel finale avvicina la battistrada, gli arriva praticamente a una lunghezza scarsa, mentre al terzo a contatto finisce 0 Gravity, soltanto quarto 007 VL dopo impegno certamente non semplice, anche perché Zanna Jet è andata via sul ritmo soprattutto nell'ultimo giro. Assegno dunque Paolo Romanelli con la sua Zanna Jet.